È la centrale di Venezia, il cuore del SUEM, il servizio di emergenza del 118 del Veneto. Dalla control room dell'ospedale San Giovanni e Paolo e dalla sala operativa di Mestre si attiva il coordinamento degli interventi di urgenza ed emergenza per la città lagunare, il litorale e il resto della regione. In previsione della stagione estiva scatta, come ogni anno, il piano Vacanze Sicure. Di novità abbiamo un rinnovamento dei mezzi, un rinnovamento dei software proprio per accelerare quelli che sono le possibilità di intervento sulla popolazione, ma soprattutto stiamo assestando un sistema che chiamiamo oggi potenziamento estivo, ma Venezia, viste i connotati, viste le iniziative, direi è un continuo adattamento a delle situazioni particolari. Ormai Venezia è un luogo di incontro e in questo incontro si realizzano delle concentrazioni di persone, di eventi tali per cui il sistema deve essere sufficientemente dimensionato ma soprattutto sufficientemente preparato per affrontare queste situazioni che da eccezionali stanno diventando ordinarie. Sicurezza durante l'estate vuol dire due cose: avere sì un dispositivo di prevenzione e di soccorso che funzioni, vuole anche dire responsabilità da parte degli utenti, quindi ci aspettiamo per esempio che nessuno si tuffi dai pontili rischiando la vita, che lungo le strade si guidi con prudenza indossando le cinture, che si sia attenti durante le attività in mare e con le barche. Ci sono innovazioni che sono già state portate a compimento, come i nuovi software, come il rinnovo delle dotazioni tecnologiche. Altre innovazioni riguarderanno i mezzi di soccorso, quindi una completa istituzione del parco delle autoambulanze, il rinnovo di tutte le imbarcazioni e l'acquisizione di altre imbarcazioni, nuove tecnologie, anche nuove modalità formative per avere personale sempre più qualificato. Nel piano Vacanze in Salute anche la prevenzione contro le malattie estive, preoccupa la dengue, febbre da importazione. Abbiamo messo in piedi una serie di trappole nella zona del porto e dell'aeroporto in cui vengono catturate le zanzare e viene fatta l'analisi per vedere se sono competenti per il virus e se quindi hanno acquisito il virus. Ecco, questa è un'attività tipicamente preventiva che si associa a quella invece storica che facciamo in tutti i comuni, che fa tutta la regione, per cui dal mese di aprile al mese di settembre vengono mappati tutti i tombini, le caditoie, i fossati, viene fatta un'azione larvicida per eliminare le larve prima che queste diventino soggetti adulti e quindi farfallino e possano portare poi dei virus.